La mancanza di medici è una piaga che ha investito anche il quartiere Meggiaro di Este. Qualche giorno fa, infatti, il 31 ottobre per la precisione, il medico di base in carica è andato in pensione e ora circa 1500 persone si trovano senza un professionista a cui rivolgersi. Per tamponare la situazione, l'ULSEI ha inviato una comunicazione dove invita a cercare un altro medico autonomamente o a rivolgersi alla continuità assistenziale diurna in una struttura provvisoria, un container. Sistemazione che ha fatto discutere non poco. Su questo aspetto, insomma, visto insomma, le sollecitudini di alcuni cittadini, ho già scritto al direttore generale dell'USL e ai suoi collaboratori, insomma, chiedendo un incontro per aggiornamenti su questa situazione e anche per valutare assieme, dando la disponibilità del comune, di trovare un luogo alternativo al container che è in via San Fermo, insomma, perlomeno insomma, nei periodi diurni in cui la guardia medica svolge attività al posto della medicina di base. I disagi causati dalla carenza di personale medico sono ormai all'ordine del giorno e a rimetterci sono soprattutto le persone più fragili. Noi siamo a massima disposizione come amministrazione per supportarli in tutte queste attività e cercare di far fronte con loro a queste problematiche logistiche di contatto conoscitive. C'è un tema più generale sanitario che chiaramente i comuni non sono in grado di affrontare, devo dire che la disponibilità in tante situazioni per ridurre è stata forte, però qua penso che ci sia a livello proprio più alto una pianificazione sbagliata e anche un tema su cui deve riflettere con molta attenzione. Adesso ci sarà un cambio di governo in regione, mi auguro che venga, insomma, presa in considerazione una visione della sanità un po' più diversa.